Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Linea Rovente. Oggi continuiamo a parlare di sociale, ci occupiamo di un argomento che potrebbe apparire ostico ma che abbiamo deciso di affrontare per dipanare anche qui una matassa e sciogliere dei dubbi. Ormai è evidente, l'Italia è un popolo che sta invecchiando e a volte invecchia male, quindi il più delle volte succede poi che ci si ritrovi davanti a delle persone anziane con delle patologie invalidanti e la difficoltà delle famiglie consiste proprio nella loro assistenza, quindi a chi rivolgersi e come affrontare il problema. E quindi il dubbio qual è? Badanti, sarà la scelta giusta? Ce lo chiediamo con il dottor Achille Micci, cardiologo già operante all'interno dell'unità di cardiologia geriatrica dell'IRCA. Grazie per essere qui, dottore Micci, benvenuto. Grazie a voi. E con l'avvocato Angela Dima, titolare dell'agenzia Area Assistenza, che è un'agenzia che si occupa, fra le altre cose, anche di servizi per stranieri. Grazie per essere qui, avvocato Dima. E allora ve lo dicevo appunto in presentazione del nostro argomento, spesso capita che improvvisamente un anziano all'interno delle nostre famiglie improvvisamente si senta male, abbia comunque sopraggiunga una patologia invalidante e quindi il problema investe inevitabilmente tutti i componenti della famiglia, dai conviventi magari a chi è più all'atere. E capita che non si sappia come affrontare la cosa. Dottore Micci, lei sicuramente avrà visto nel corso della sua carriera tante volte queste situazioni. Intanto è vero che l'Italia e gli italiani sono un popolo di anziani che invecchiano e invecchiano male. È recente la comunicazione dell'Istat che ha parlato del minimo storico di nascite in Italia. Siamo scesi sotto i 500.000 all'anno, che non assicura nemmeno il ricambio generazionale, cioè ormai il trend è negativo, sono più i decessi che le nascite. Questo ovviamente cosa comporta? Che il destino di noi come popolo è quello di andare avanti verso una geriatrizzazione del popolo, con tutta una serie di problemi che sorgono, non l'ultimo dei quali è quello proprio dell'assistenza. Ora, se noi facciamo un excursus storico, quando la società era di tipo contadino, patriarcale, l'anziano era una ricchezza, la persona anziana era il riferimento per tutta la famiglia, era quella a cui chiedere consiglio sui lavori di campagna, sui tempi, sui modi. Adesso si sono rovesciate le parti, l'anziano è un peso, è visto come un peso e purtroppo la società non ha saputo adeguarsi a questo mutamento epocale. Che succede? Succede che, come ha detto la nostra conduttrice, la popolazione anziana va aumentando, le possibilità economiche sono quelle che sono, le strutture sociali non sono ancora adeguate a sopperire a carenze di questo genere, per cui molto spesso si assiste che i nostri poveri anziani, fra cui mi metto anch'io, fra poco sarà anche il mio turno, possono finire in linea teorica in mano a persone o incapaci di poter offrire un'assistenza all'altezza e a volte, come abbiamo visto più volte in televisione, addirittura in mano a seviziatori, a gente che finiva per seviziare l'anziano per motivi suoi personali, patologie sue o perché carenza di pazienza, eccetera. Ecco quindi l'importanza di individuare bene il problema, di metterlo all'ordine del giorno, appunto perché la situazione è quella che è, e ovviamente scegliere, perché la possibilità sono due: o affidarsi a una persona che noi adesso chiamiamo badante, ma che secondo me è riduttivo come termine. Io ritengo che ormai questa categoria di persone debba avere un ruolo suo specifico che comporti doveri, diritti, che comporti tutele sociali, che comporti anche la possibilità di aggiornarsi e di adeguarsi. Oppure strutture sociali, le case famiglia, ma pure in quel caso, se ci affidiamo all'improvvisazione, abbiamo visto più volte in televisione casi di anziani
seviziati, maltrattati. Ecco quindi che il problema di affrontare il discorso in maniera scientifica, io direi scientifica, non basta nemmeno più dire sociale, è diventato impellente, perché ognuno di noi potenzialmente può trovarsi nelle condizioni di dover usufruire di questo servizio. Ora benvengano, io ho conosciuto adesso la dottoressa Dima, strutture che si occupano di questo in maniera scientifica, in maniera sociale valida, sono necessarie, perché non ci si può affidare all'improvvisazione quando si affida la vita di un anziano, nostro congiunto, a persone estranee. Ecco, dottoressa Dima, il dottore Micci l'ha già introdotta, lei appunto non è né una persona che si è improvvisata né tantomeno qui per caso, ovviamente, perché lei rappresenta la titolare appunto di Area Assistenza, che è un'agenzia autorizzata con tutte le carte in regola naturalmente, che si occupa di servizi per stranieri e quindi anche di servizi che gestiscono questo importante ruolo che è quello delle badanti. Ma ci spieghi meglio lei di cosa si tratta? Allora, noi facciamo parte di un franchising che si chiama Gruppo Europa, ci occupiamo principalmente dei servizi per l'immigrazione, cioè per quanto riguarda gli stranieri, consulenza degli stranieri presenti sul nostro territorio, degli italiani che vogliono immigrare all'estero, consulenza per quanto riguarda le aziende che assumono dipendenti stranieri e in particolar modo consulenza per quanto riguarda le famiglie che hanno bisogno di assistenza per quanto riguarda le persone care, quindi lavoro domestico. E da questo punto di vista, sotto questo aspetto, facciamo parte di un'associazione di datori di lavoro domestico che è Domina, che quindi ci autorizza all'intermediazione lavoro domestico, quindi incontro tra domanda e offerta. La nostra agenzia naturalmente fa una selezione abbastanza accurata per quanto riguarda le straniere che vengono da noi a richiedere lavoro. La selezione si basa su dei criteri che sono l'esperienza, quindi devono comunque aver maturato almeno un paio di anni di esperienza nel settore, meglio ancora se sono qualificate, se hanno un attestato di qualifica quale OS o OSA, cosa che purtroppo per le straniere non succede. Altro criterio di qualifica sono le referenze, quindi se non hanno già lavorato tramite la nostra agenzia presso famiglie che noi conosciamo, devono fornirci i numeri di telefono delle famiglie dove hanno prestato assistenza, in modo che noi possiamo verificare il grado di soddisfazione della famiglia per l'assistenza che è stata prestata dalla badante. Inoltre devono parlare, non dico benissimo, ma benino la lingua italiana. Siamo in presenza di anziani che spesso abitano in paesi e quindi addirittura parlano il dialetto locale. Devono quindi avere un minimo di competenza linguistica. Poi facciamo anche accertamenti per quanto riguarda soprattutto le extracomunitarie, quindi che siano in regola nel territorio dello Stato italiano, abbiano un regolare permesso di soggiorno rilasciato dalle questure competenti. Altro criterio è comunque che si presentino bene, che siano, soprattutto per quanto riguarda determinate patologie, siano delle persone molto pazienti, calme, con un tono di voce molto pacato e che soprattutto non siano smartphone dipendenti. Questo purtroppo accade spesso che vivano attaccate al telefono. Sì, questo è vero, è uno dei problemi più ricorrenti che disturba comunque nell'ambito delle famiglie. Allora, io vorrei farvi vedere immediatamente un contributo filmato, perché ho avuto la possibilità, e ringrazio ovviamente la persona che mi ha concesso questa intervista, di incontrare una famiglia che ha all'interno della propria abitazione una badante.
fra le varie domande che ho posto nell'ambito appunto del nostro incontro, la domanda è stata anche perché scegliere una badante e non una casa di cura. Allora pregherei la regia di mandare il contributo 4, perché è proprio quello che mi è venuto anche come domanda spontanea. Per quale motivo si sceglie una badante e non una casa di riposo? Forse proprio per non togliere l'anziano dal proprio habitat, dal proprio ambiente ed evitare magari anche un crollo psicologico? Vediamo, il contributo numero 4, grazie regia. È importante che una persona a questa età, dopo aver vissuto la sua vita nella sua casa, con le sue abitudini, le sue cose, allontanarla dal suo ambiente sarebbe traumatico. Quindi il fatto di avere una badante in casa è già difficile, che una persona anziana accetti un estraneo in casa. Però piano piano si abitua e la vede come una persona familiare, perché comunque è circondata dalle sue cose, quindi non viene passato in un ambiente estraneo. E il fatto di poter andare ai figli e comunque agli amici a tenerle compagnia la fanno rilassare, la fanno stare più serena. Sicuramente è importante che si rimanga nel suo ambiente. Io sono contraria fino a che è possibile alle case di riposo, fino a che è possibile che rimangano nel loro ambiente, circondate dai propri affetti, sicuramente è meglio. Un dato secco, finora quante badanti hanno circolato all'interno della sua famiglia? Nell'arco di un anno abbiamo avuto badanti circa 12, ma questo perché magari c'è stata una badante che 2 giorni è andata via, un'altra 3 giorni, però magari un'altra 6 mesi, poi hanno avuto problemi, dovevano tornare, chi per documenti, chi per il marito, fantomatico marito che non esisteva, comunque alla fine abbiamo scoperto, una fantomatica figlia che non esisteva, giusto per la domanda sempre è l'offerta, che quando poi l'offerta è maggiore ti lasciano dalla sera alla mattina. Non è detto che tutte siano così, perché se poi loro non hanno delle esigenze particolari e trovano un ambiente tranquillo, restano, sicuramente restano. 2 i quesiti quindi che si pongono all'interno di questo contributo. Partirei, dottor Micci, da quello che riguarda proprio l'aspetto psicologico. È vero che restare all'interno della propria abitazione contribuisce a vivere meglio per quanto riguarda l'anziano, o può essere comunque un'arma a doppio taglio se invece c'è sempre questo via vai di persone come abbiamo sentito? Allora, è duplice l'aspetto. È sicuramente auspicabile che il paziente, che l'anziano rimanga nel suo ambiente, che conosce da anni ed è di conforto già l'ambiente stesso. Ovviamente questo cosa comporta? Comporta quello che abbiamo detto prima con la dottoressa, che la persona che è addetta alla sua assistenza abbia una certa professionalità, perché già il fatto di questo alternarsi continuo di persone lo disorienta, non fa in tempo ad affezionarsi, a creare un transfert, un input con una persona che già se la vede togliere di sotto, e questo contribuisce all'instabilità psicologica. Allora in quel caso forse è auspicabile e maggiormente desiderabile una casa famiglia seria, in cui questo tipo di assistenza non viene mai a mancare e c'è la possibilità di socializzare, perché in una casa famiglia il paziente anziano non sarà mai solo, avrà compagnie di persone che hanno analoghi problemi, potrà condividere. Solo in questo caso però, perché sennò è chiaro che toglierlo dall'ambiente familiare è comunque un'eradicazione. Occorre dire una cosa però, che affidare il proprio congiunto a una badante non significa disinteressarsi di lui. La presenza della famiglia è fondamentale, perché se no in realtà diventa un mercimonio. A maggior ragione all'inizio, quando il familiare deve verificare le capacità della badante o del badante, deve considerare se ci sono dei potenziali pericoli o addirittura della poca voglia di fare, o la scelta è stata esclusivamente economica, perché purtroppo avviene questo, che il reclutamento molto spesso è fatto soltanto sulla base economica, cioè uno va al miglior offerente, si mette sulla piazza, quello che offre il suo servizio al miglior prezzo viene preso, senza considerare poi le conseguenze di tutto questo.
Quindi Dottoressa Dima, in questo caso ecco, entra in gioco proprio la sua figura professionale. Quali sono i criteri che lei applica nel momento in cui una famiglia si rivolge a lei per diciamo, individuare la badante giusta, ammesso che poi esista la badante giusta per una persona che ne ha necessità? Allora, noi principalmente ascoltiamo le esigenze della famiglia, il tipo di bisogno che hanno, la patologia dell'anziano se si tratta di persona non autosufficiente, in base alle esperienze che la badante ha avuto e anche al tipo di atteggiamento con cui si è posta, cerchiamo di metterla in contatto quindi con la famiglia. Gli facciamo fare un primo colloquio in agenzia dove la badante conosce i figli, gli interessati, comunque la famiglia, viene poi portata a conoscere la persona che deve accudire, che deve assistere ed inizia il periodo di prova. In questo periodo di prova sia la famiglia che la badante comunque si rendono conto se possono fare l'uno per l'altro. Soprattutto la convivenza sicuramente non è facile e non è facile soprattutto in questo caso perché si tratta di una persona straniera, di una persona estranea che spesso e volentieri l'anziano non accetta. Mi perdoni se la interrompo, abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo appunto dire per quanto riguarda l'agenzia che sta parlando appunto Sì, la l'avvocato dottoressa Dima, io ho avuto più volte bisogno, perché ho una mamma di 98 anni, da 4 anni quindi ho avuto bisogno di una badante. Per il primo anno ho avuto un'esperienza negativa perché una badante, anzi più di una badante, sono venute, poi se ne sono andate, poi mi sono rivolta appunto all'agenzia. Da 3 anni la cosa funziona benissimo perché in realtà ogni volta che ho bisogno per quanto riguarda le ferie, le cose, mi rivolgo sempre all'agenzia, quindi in maniera molto efficiente soddisfano le mie richieste. E inoltre anche per quanto riguarda i contributi che non sempre arrivano dall'INPS, loro provvedono a fare questi bollettini per cui io ho le date di scadenza e posso pagare tranquillamente senza dimenticarne. Quindi mi trovo benissimo, ho anche fatto presente anche ad amici che avevano bisogno appunto delle badanti, ho dato come punto di riferimento l'agenzia e anche loro si ritengono soddisfatti. Non so come ringraziare la dottoressa perché in realtà mi ha risollevato, cioè mi ha reso tranquilla perché io essendo sola a badare, mia madre vive da sola, quindi sto tranquilla con queste badanti che ripeto è una forma, mi perdoni se la interrompo, è una forma la sua anche di tranquillità, diciamo, e poi questo sarà un argomento che parleremo con la dottoressa, da un punto di vista anche legale e fiscale, perché dobbiamo ricordarlo. Sì. Anche per quanto, perché io non riesco, ho anche una famiglia, quindi non riesco a prendermi carico anche delle cose di mia madre, per cui pagare le festività, pagare le ferie, cioè anche la cifra, perché in realtà sono 2 le badanti, una di giorno e un'altra di notte, non ho soltanto una. Mi perdoni se glielo chiedo, signora, in quanto tempo è riuscita a trovare, diciamo, quella che noi stiamo idealizzando, ipotizzando, la badante ideale, che ormai abbiamo capito non esiste, ma ci auguriamo insomma quantomeno di riuscire a identificarla? Allora, al momento che mi sono rivolta all'agenzia mi ha proposto, che poi sempre c'è un periodo di prova, però mi è andato subito bene e successivamente c'è stata anche la seconda, quella di notte. È stata fortunata, diciamo, è andato bene quasi al primo colpo. Sì, non lo voglio dire perché, ripeto, l'agenzia mi conosce, sa che io ho avuto anche altre che mi hanno lasciato così, cioè, almeno speriamo che va bene, quasi 3 anni che sono con queste 2 badanti. Ripeto, mi rivolgo sempre all'agenzia, loro mi conoscono, per cui mi risolvono i problemi anche.
Grazie per il suo intervento. Prego, buongiorno. Un attimo solo, buongiorno. forse il dottore vuole farle una domanda? Sì. Signora, è un'osservazione in merito però, perché Allora, purtroppo... la signora la congediamo? Sì, 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 allora, sì. grazie ancora signora, grazie per aver Buongiorno, partecipato, una buona È giornata. illuminante questo intervento perché ci riporta a un aspetto fondamentale. Facendo una statistica, quante persone si trovano nelle condizioni della signora e quante invece fanno un salto nel buio? Ecco perché io ho parlato all'inizio, ho detto che va istituzionalizzato il ruolo della badante, perché rientra in certi canoni in cui ci saranno regole, diritti e doveri. Per cui le agenzie come quella della dottoressa Dima dovrebbero sorgere per legge, non dovrebbero essere spontaneistiche o affidate alla buona volontà delle persone. Deve essere codificato tutto perché al di fuori di questo si va nel selvaggio, si va nell'improvvisazione. Assolutamente sì, appunto il discorso che facevamo prima, il frutto diciamo, di questa telefonata è proprio il lavoro che c'è a monte, quindi l'aver ascoltato l'esigenza della famiglia e l'aver individuato la persona più idonea, che poi va diciamo, quasi cucita addosso rispetto a quella che è la persona, anche perché immagino ci sia differenza fra una persona che ha bisogno di un'assistenza magari soltanto a livello di compagnia, perché è capace totalmente magari anche di deambulare o di avere, quindi ha bisogno solo appunto di non stare sola in casa, piuttosto magari di una persona allettata. Fondamentale la distinzione. Dottoressa. Diciamo che spesso in effetti la famiglia, cioè una badante da sola non riesce a gestire determinate situazioni. A quel punto è per questo anche che molte famiglie cambiano spesso la badante, perché la badante da sola non ce la fa, cioè è impossibile gestire una persona che magari non dorme tutta la notte, che ha bisogno di essere accudita tutto il giorno. La badante comunque è anche un essere umano, ha bisogno del riposo di quelle 8-10 ore. Quindi diciamo che noi interveniamo anche dando consigli in questo senso, dicendo di prenderne due, che si alternino, una che faccia il giorno e una la notte. È il caso proprio di questa famiglia, infatti. Ci dobbiamo alternare anche noi perché abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Benvenuti in diretta qui a Linea Rovente. Salve, buongiorno. Buongiorno, mi dica, lei ha anche un'esperienza Sì. con una badante in casa? È un badante più che perché mio padre accudisce mio padre maschio, quindi perché loro ho sentito che parlano di badanti rivolgendosi a delle donne. Sì, Ci sono nell'immaginario anche gli uomini. collettivo lei ha ragione, nell'immaginario collettivo la badante si identifica nella figura femminile, invece è piacevole sapere che ci sono anche degli uomini che svolgono queste professioni, è ancora più piacevole avere lei in questo momento che ci testimonia proprio un'esperienza diretta. Ci racconti un po' come stanno andando le cose a casa sua? Allora, le cose stanno andando benissimo. Sì, dal primo momento che lo abbiamo conosciuto in agenzia naturalmente, il badante che sta con mio padre, poi è venuto a conoscerlo e poi dopo una settimana ha iniziato il suo lavoro. Si è trovato benissimo perché è una persona competente, molto pulita, conosce il suo mestiere, questo ci era stato già anticipato dall'agenzia, precisamente dalla signora Virginia. Benissimo, guardi, a parte la professionalità che hanno loro già al primo contatto, ti fanno capire se hanno, se non hanno la persona di cui hai bisogno, per cui ti dicono aspetta un attimo, vediamo se la troviamo, cioè sono persone perfettamente corrette e competenti, questa è la cosa importante dell'agenzia. Noi ci siamo trovati subito bene, senza nessun problema. Mi perdoni, non vorrei entrare troppo nel personale perché ovviamente cerchiamo di mantenere quanto più possibile l'anonimato, però quello che vorrei comprendere è di che tipo di assistenza ha bisogno suo padre, Allora, in termini anche eventualmente magari medici o soltanto di una, diciamo di una compagnia. Diciamo che al momento è allettato, quindi ha bisogno di una persona che sta continuamente con lui, infatti noi abbiamo 24 ore su 24, perché non è più in grado di alzarsi, andare da solo al bagno, quindi va continuamente accompagnato, spesso anche
da spostarsi da un ambiente all'altro va messo sulla sedia a rotelle perché non ha più problemi di deambulazione. Quindi lì il ragazzo che c'è è perfettamente diciamo, abile a fare queste cose, ha pure avuto delle esperienze precedenti come ci aveva già avvisato l'agenzia, quindi è un ragazzo molto in gamba, perché i medici lui ha delle terapie che deve seguire giornalmente e è in grado di farlo naturalmente senza nessun problema. Perfetto, io la ringrazio per essere stato qui all'interno di Linea Rovente. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ritorniamo subito dopo per continuare a parlare naturalmente dell'argomento badanti. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte della nostra trasmissione Linea Rovente, oggi dedicata a quello che abbiamo definito l'universo badanti. Stiamo cercando insieme al dottor Micci, alla dottoressa Dima, di districarci proprio tra l'aspetto sanitario, sociale, economico, pratico e di gestione anche di quello che è una parte sommerso, ma una parte soprattutto da mettere in regola, cercare di capire qual è la figura più giusta, più idonea per scegliere appunto da inserire all'interno della propria abitazione come badante. Proprio poco fa abbiamo avuto una telefonata molto piacevole che ci diceva giustamente state parlando solo di badanti al femminile, ci sono anche gli uomini che fanno da badanti e questo non può che renderci anche contenti, perché l'importante è che sia una professione e non sia un ripiego, perché entrano in gioco, dottore Micci, anche in questo caso tutta una serie di fattori. Si può creare un danno piuttosto che un bene a un assistito, anche soprattutto se ci sono delle patologie importanti. Mi viene da pensare all'Alzheimer piuttosto che al Parkinson o delle piaghe da decubito che spesso magari sono quelle più presenti. Abbiamo però un'altra telefonata e quindi le chiedo di pazientare un attimo, vediamo chi abbiamo in linea. Pronto? Sì, pronto, sono Annalisa, chiamo da Cosenza. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, con chi parlo? Io sono Alessandra Carrieri, siamo in diretta su Linea Rovente, Annalisa. Allora, la sua esperienza? Senta, io non posso altro che dire positiva e la massima disponibilità per quanto riguarda l'avvocato Angela Dima, disponibile sempre, in tutti i momenti, a tutte le ore quando ho avuto bisogno, e quindi non posso che dire soddisfatta appieno. Lei quindi sta usufruendo di questi servizi all'interno della sua famiglia? Sì. Posso chiederle, senza ovviamente entrare troppo nel personale, perché cerchiamo naturalmente di mantenere quanto più possibile la privacy, quanto tempo ci ha messo a trovare, diciamo, la persona giusta che riuscisse a soddisfare quelle che sono le sue esigenze? Ma io devo dire poco. Abbiamo avuto un'esperienza con una che non è andata a buon fine. Però ecco, è in quell'occasione che ho visto la disponibilità di Angela a intervenire, ad essere attenta, perché il successo era sera, quindi lei ha dato la massima disponibilità, ha mandato un'altra persona per quella notte perché c'era la mia mamma che era da sola, quindi io lì ho apprezzato tantissimo questa cosa. E al momento c'è una ragazza, è già un pochino così, speriamo bene, almeno fino a oggi. Perfetto, io la ringrazio per averci portato la sua testimonianza e naturalmente le auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie. A lei. Dottore Micci, dicevamo appunto... Ecco. Le patologie nell'anziano possono essere più diverse. Ci sono le patologie dell'apparato locomotore, dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiovascolare, le neurologiche, le neurodegenerative, per cui è tutto un ventaglio di situazioni che non è facile gestire. Diciamo che il compito della badante, che quando è professionalizzata, è quello di riconoscere il problema, di percepire il problema, perché è chiaro che poi l'intervento deve essere fatto da specialisti. Qui cos'è che deve intervenire? Deve intervenire l'assistenza domiciliare sanitaria, che deve vicariare quello che può essere il lavoro della badante, che è, ripeto, soltanto quello di individuare il problema, di intuire il problema.
Purtroppo non lo so la situazione ancora da noi dell'assistenza domiciliare a che punto sia. Alcune regioni, l'Emilia Romagna fra queste, ormai nell'assistenza domiciliare hanno superato ogni possibile critica, lì le cose funzionano, marciano. È auspicabile che anche la Regione Calabria possa mettere su un sistema di assistenza domiciliare degno di questo nome. Dottoressa Dima, nell'ambito della sua esperienza, lei ovviamente immagino metta subito in chiaro quelli che sono i ruoli e i compiti di una badante che non possono naturalmente travalicare. Lo dicevamo anche in testa alla nostra trasmissione, non sono delle operatrici sociosanitarie, per cui ci sono determinate cose che possono essere chieste alle badanti, ma altre no. Certo, come abbiamo detto fin dall'inizio, le badanti non hanno quasi mai un attestato che li qualifica, anche se noi insieme ad un'associazione sindacale abbiamo avviato dei corsi che alcune nostre iscritte hanno fatto sia a livello teorico che pratico. E quindi non gli si può chiedere alla badante di effettuare compiti che sono soprattutto a livello infermeristico, dovrebbero comunque essere affiancati da un OSS o da un infermiere, non rientra nei loro compiti. La badante ha il compito di prendersi cura della persona, dell'assistenza alla persona nel senso dell'igiene e di cura della casa, di preoccuparsi a preparargli il pasto, di preoccuparsi nel caso di persone che non sono autosufficienti nei movimenti, di aiutarlo. Il suo compito finisce qui. Andremo fra un po' anche invece a verificare e a parlare insieme poi di quello che invece la famiglia dovrebbe garantire alla badante. Ma adesso c'è un'altra telefonata. Benvenuto in diretta a Linea Rovente, pronto? Buonasera, scusate che io volevo un'informazione, oltre non mi interessa la questione badanti perché attualmente non abbiamo bisogno. Avevo sentito di case di famiglia, siccome che io ho una bimba con un problema e me l'hanno trasferita fuori, in Calabria è possibile che non ci sono strutture per questo tipo di tipologie, diciamo? Volevo sapere un pochino da questi signori. Mi perdoni, lei sta cercando le case famiglie? Sì, no, avevo sentito parlare prima. Sì, case famiglie intese ovviamente come strutture di ricovero, in questo caso però per le persone anziane. Eventualmente comunque lasci signora i suoi recapiti al nostro centralino, vedremo poi di metterla in contatto privatamente con i nostri ospiti e vedremo di aiutarla, va bene? In questo momento... No, ma io non ho una persona, vi chiedo scusa. No, ho capito che non si tratta di una persona anziana, ma si tratta di una bambina. Quindi sì, essendo un argomento delicato, signora, trattandosi poi soprattutto di un minore, mi faccio carico direttamente io, la ricontatteremo non appena riusciremo a trovare tutti i dati che le serviranno. Sia così gentile, non riagganci perché poi ci risentiamo con più calma al termine della trasmissione e vedremo di metterci a sua disposizione. Va bene, ok, la ringrazio. Va bene, grazie a lei signora. Ok, grazie, gentilissima grazie. Siete stata. Proseguiamo quindi e ringraziamo intanto la signora, ovviamente i nostri centralini sono aperti a qualsiasi tipo di richiesta, laddove potremo essere utili siamo a vostra disposizione. Noi continuiamo con appunto invece quello che è il discorso tutela anche delle badanti, perché capita a volte, dottore Micci, anche lei ne è stato testimone, che gli anziani vengano abbandonati a loro stessi, ma anche queste figure professionali vengano ricercate, chiamate dalle famiglie per assistere questi anziani e anche lì lasciate nell'oblio e quindi i familiari spariscono. A quel punto, soprattutto se non parlano bene l'italiano, un medico magari che deve seguire una paziente, come fa ad interfacciarsi? A quel punto bisogna fare un counseling familiare, convocare i familiari e metterli di fronte alle loro responsabilità, perché aver trovato una badante, aver assicurato l'assistenza igienico-sanitaria o alimentare non esaurisce il compito della famiglia. La famiglia ha dei doveri che sono ben al di sopra. Se noi consideriamo una volta, io ribadisco, la persona anziana era la ricchezza della famiglia, da questo a essere passati a una persona di scarto che deve essere abbandonata a se stessa ci corre. Occorrerebbe una presa di coscienza che comunque la persona, il congiunto anziano è bisognoso della famiglia.
non solo dell'assistenza igienico-sanitaria, ma degli affetti, della presenza dei nipoti, della frequenza dei figli. Abbandonarlo, dico io uso questo termine, soltanto alla cura della badante è miopia e a volte anche colpevole, molto colpevole. Abbiamo un'altra telefonata, benvenuto qui a Linea Rovente, pronto? Con chi parliamo? Pronto? Buon pomeriggio, mi dica, è in diretta. Buongiorno, sono straniera, lavoro come badante, devi intervenire. Sì, mi dica signora, lei lavora come badante, di chi si occupa? Sì, mi signora Angela, mi chiamo Tanascia Elena. Ok signora, e lei lavora con un uomo o con una donna? Una cosa. Mi dica. Mi dica signora, mi racconti la sua adesso storia. lavoro con una signora all'età. Io vorrei chiedere una cosa. Perché qua in sud non c'è lavoro senza documenti? Perché io immagino lei sia regolare, altrimenti non sarebbe al lavoro. Se non si hanno i documenti, cioè lei mi sta dicendo che non c'è lavoro senza documenti o che ci sono quelli che lavorano anche senza documenti? No, dove questa agenzia quando manda persone a lavorare, perché non fa documenti? Perché non assicura persone? Perché il nord assicura subito, qua in sud non si assicura? Quello però sono le famiglie che poi si devono fare carico di fare il contratto e fare l'assicurazione. Adesso ne parliamo con l'avvocato Dima e cerchiamo di capire appunto quali sono i diritti di una persona come lei che fa questo lavoro, va bene? Grazie per aver chiamato. Grazie, vi ringrazio pure io. Buon lavoro e buona giornata. Ecco, allora, la signora sicuramente voleva capire, magari è una badante che lavora in nero in una qualche famiglia, vuole capire, dice, perché questa agenzia magari manda le persone, mette tutti in regola, invece c'è chi come me non vengo assunto. Non viene regolarizzato. Penso sia una questione meramente economica, perché ovviamente mettere in regola una badante raddoppia i costi, però fa dormire sonni tranquilli. Sicuramente ha un costo non indifferente per la famiglia, perché metterla in regola e quindi farle il contratto significa poi affrontare non soltanto le spese dal punto di vista dei contributi, ma ci sono tutta una serie di spese che riguarda la 13ª, che riguarda il TFR quando il rapporto di lavoro finisce, che riguarda i festivi che devono essere comunque retribuiti di più, quindi maggiorate, riguarda le ferie, quindi diciamo che non tutte le famiglie sono disponibili a metterle in regola, però giustamente la persona devono capire che questa non è un'attività di volontariato, è un rapporto di lavoro vero e proprio che va regolarizzato. C'è da dire anche un'altra cosa, lo diceva anche il dottore Mici poc'anzi, a volte, così come accade in alcune, speriamo sempre meno, case di riposo, succede anche nelle case private che ci siano comunque degli atti, non voglio chiamarli di sevizia, ma insomma degli atti comunque di violenza. In questo caso la famiglia che ha in casa la badante può installare delle telecamere per verificare cosa fa la badante e quando è sola con l'assistito? Noi consigliamo vivamente alle nostre famiglie, soprattutto quando si tratta di assistenza a persone che sono incapaci, che non hanno dei problemi di non autosufficienza, ad installare le telecamere. L'importante è che le badanti siano informate, che vengono messe naturalmente non nella stanzetta privata della badante o nel bagno, ma consigliamo di farlo, devono farlo. Per cui nella stanza magari dove dorme dove c'è la l'anziano signora, negli spazi comuni, certo. Se questo è legale o scusa la legalità? No, è legale, è concesso. L'importante è che ci sia il consenso informato, esatto. Per cui, amici telespettatori, in questo momento, qualora non ne foste stati a conoscenza, sappiate che potete organizzarvi in questo senso, purché la badante o il badante che vive all'interno dell'abitazione sia a conoscenza della presenza delle telecamere. Può essere una sorta
di tutela in più. E poi c'è appunto il discorso, io torno sempre lì, perché quello che mi preme, dottore Micci, è l'importanza della capacità di gestire il paziente, perché ci sono anche determinati momenti della giornata in cui magari all'assistito viene detto devi fare un po' di esercizio motorio, magari chi non deambula bene. E allora la famiglia magari dice alla badante guarda devi far fare questo movimento a papà piuttosto che a zia o a nonno e devi fargli muovere le gambe, devi fargli muovere le braccia, devi farlo alzare. Questo lo può fare una badante? Le cose elementari che non derivino da patologie invalidanti, sì. Laddove ci sono patologie invalidanti o la necessità di prescrivere determinati tipi di movimento di ginnastica ci vuole una consulenza superiore. Ci vuole un fisiatra che dica questo c'è da fare, dopodiché può affidarlo anche alla badante, ma non può essere iniziativa della badante, salvo che non sia la normale mobilizzazione o l'aiuto a deambulare, questo è diverso, lo può fare la badante di per sé. E in caso invece di piaghe da decubito? Perché piaghe ci sono da molte decubito, anche che si rifiutano di fare questo tipo di il punto è intervento. questo, diciamo dipende dalla professionalità della badante. Ovviamente non può essere una sua iniziativa, anche qua ci vuole una consulenza superiore che dica che tipo di trattamento va fatto, perché le piaghe da decubito sono una cosa rognosa, rognosissima. Ma sono spesso purtroppo... vanno trattate, perché sennò si formano delle caverne che dopo non guariscono più. L'insulina, che anche quella è piuttosto frequente? Ma più che l'insulina, tutto l'aspetto farmacologico va ovviamente affidato alla badante, perché molto spesso il paziente o ha amnesie, o non ricorda, non è in grado di gestirsi. Questo debbono farlo loro, perché loro sono 12 ore col paziente, in queste 12 ore sicuramente dovranno essere somministrati dei farmaci e deve prendersene cura. L'insulina è banale, basta che il paziente se la può fare anche da solo, laddove non sia in grado di farlo lo può fare benissimo la badante, perché è un gesto semplice da imparare e da poter fare. Piuttosto nei pazienti diabetici va fatta una sorta di monitoraggio della vigilanza, della coscienza del paziente, perché laddove si notano sopori o cose del genere bisogna essere in grado di riconoscere l'eventuale ipoglicemia, perché può essere pericolosissima. Altra telefonata in diretta qui su Linea Rovente. Pronto? Con chi parliamo? Pronto? È in Pronto? diretta? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, benvenuta. Mi dica. Mi sente? Io invece cerco lavoro, se mi potete aiutare. È interessata? Ma lei è italiana? Sì, sì. Ecco, guardi, io approfitto di questa telefonata, poi ovviamente potrà mettersi in contatto direttamente con la dottoressa Dima, magari le farà un colloquio. Quindi lei eventualmente sarebbe comunque disposta a svolgere questo tipo di lavoro? Perché avrà intuito sicuramente, o lo ha già svolto, che non è un lavoro semplice? No, non l'ho già svolto. Quindi comunque sa a cosa va incontro con l'assistenza magari a un anziano anche per più ore al giorno o addirittura un H24? Sì, sì. Possiamo sapere che tipo di esperienze ha avuto? Faccio già io un primo colloquio, dottoressa, non voglio rubarle il lavoro, ma giusto per capire anche con chi stiamo parlando. Che tipo di esperienze ha avuto, se mi posso permettere di chiederle? E quanti anni Io ha? ho lavorato un anno con una signora allettata. E lei quanti anni ha? Mi perdoni se glielo chiedo, non voglio... 50 anni. Ok, allora guardi, lasci anche in questo caso il suo nominativo qui in redazione, lo passeremo poi alla dottoressa Dima, o comunque eventualmente può trovare direttamente il numero dell'agenzia Area Assistenza anche su internet e si può mettere in contatto con la dottoressa dicendo che è la persona che è intervenuta qui in diretta nella nostra trasmissione, va bene? In bocca al lupo intanto signora. Grazie mille, grazie, gentilissima. A lei, salve. È comunque un aspetto sociale anche questo, la nostra trasmissione, perché evidentemente stiamo solleticando un po' tanti ambiti, da quelle che sono le esigenze delle famiglie, degli assistiti, delle badanti stesse, ma anche delle persone che magari quel lavoro lo hanno svolto anche con passione, perché poi bisogna anche andare a comprendere questa situazione e a fare poi una sorta di scissione fra chi lo fa per soldi e chi lo fa invece perché magari può sembrare paradossale, ma
lo vive come una missione, magari avrebbe ambito a fare il medico piuttosto che l'infermiere e non ne ha avuto la possibilità, e quindi lo vive come un'occasione per svolgere comunque un ruolo di assistenza sociale. Certo. Fondamentale, perché le cose fatte per mercimonio riescono sempre un po' squallide. Alla prima occasione in cui si presenta una possibilità diversa, abbandono e lascio baracche e burattini in balia di se stessi. Ci vuole la passione, ma ci vuole in tutte le cose della vita la passione. Diciamo che le storie delle badanti e delle famiglie sono sicuramente estremamente differenti, ma hanno un minimo comune denominatore, che è quello della cura, perché spesso siamo di fronte a due figure fragili, badante da un lato e anziano dall'altro. La badante, non ci dimentichiamo, che è una persona straniera in un territorio a lei estraneo, e si trova quindi ad essere collocata in una famiglia che non conosce le abitudini dell'anziano, si deve adeguare a quelli che sono i ritmi della persona, e spesso ci troviamo di fronte a persone molto giovani che fanno questo lavoro, persone ventenni, e a volte simulano nell'abitazione dell'anziano la loro abitazione. Dall'altro lato abbiamo l'anziano che cerca nella cura della badante le cure dei propri parenti, quindi diciamo che i confini relazionali sono molto sottili tra i due. Io vi ringrazio, il tempo è volato, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, è un argomento questo che forse meriterebbe un ulteriore approfondimento, perché non abbiamo toccato tantissimi spunti e tantissimi temi che ci eravamo prefissati di parlare. Volevamo parlare di quello che bisogna garantire alle badanti, del fatto che magari bisogna dar loro un ambiente confortevole, sano, pulito, magari parlare anche di tante altre cose col dottor Mici. Facciamo una cosa. Diamoci appuntamento da qui a qualche settimana, ritorneremo insieme sull'argomento e vedremo di approfondire quegli aspetti e quegli ambiti che oggi, fortunatamente per le tante telefonate anche che abbiamo ricevuto, non siamo riusciti a toccare. C'erano anche tanti altri contributi dell'intervista realizzata che non sono riuscita a mostrarvi, chiedo scusa anche all'intervistata per non aver potuto far vedere tutto. Io vi do appuntamento personalmente a martedì prossimo, l'argomento che tratteremo sarà altrettanto spinoso e delicato, ci occuperemo della violenza sulle donne, del femminicidio, dello stalking, e quindi anche lì avremo tanto ancora da dire, da approfondire e da scoprire. Intanto buon proseguimento di giornata con i nostri programmi qui sulla nostra rete TEN. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.